Sana 2014, Paolo Carnemolla, il bio, facciamo un po' una situazione, diciamo un po' qualcosa sul bio di oggi. Il bio di oggi è in ottima salute, abbiamo i primi 5 mesi dell'anno una crescita del 17% dei consumi e direi un andamento ancora migliore sull'export. Quindi il quadro generale lo conosciamo, siamo in flessione di consumi, in difficoltà su tutti i versanti anche della qualità dei prodotti agroalimentari, quindi questo si conferma con un andamento direi quasi doppio rispetto allo scorso anno, l'elemento trainante di tutto il nostro agroalimentare di qualità. Ma l'Expo sarà quindi semplicemente una vetrina o qualcosa di più? No, appunto noi stiamo lavorando insieme al Ministero, insieme ad Expo, perché il biologico venga promosso e sia dentro Expo non solamente con i prodotti ma anche con appunto un messaggio di tipo culturale e soprattutto come modello di agricoltura che il Paese ha come potenzialità e come peculiarità, soprattutto se lo colleghiamo alla biodiversità, se lo colleghiamo alla dieta mediterranea, se lo colleghiamo al nostro stile di vita. Questo è il percorso che stiamo condividendo col Ministero e con Expo, che spero oggi il Ministro Martina comincerà già ad annunciare. Il vino bio? Vino bio è il settore che va ancora meglio di tutti, ci sono importanti comprensori come il Franciacorta, tutta la zona del Veneto, l'Isonpra Maggiore eccetera, che stanno convertendo pesantemente al biologico. Il mercato interno ancora è limitato ma abbiamo un export eccezionale, aziende come Berlucchi, anche grandi marchi, stanno cominciando a prendere questa strada. Grazie. Grazie a voi.